che lei poi lo ha portato a casa e ha cercato di farlo, diciamo, e poi è riuscita a farlo volare, vero? Grazie. Oggi all'Istituto Comprensivo Cavour di Catania abbiamo avuto ospite Catena Fiorello, scrittrice del libro Piccione Picciò, letto dai nostri alunni della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado. Giornata all'insegna dell'allegria, dell'entusiasmo, della gioia, e lei, personaggio effervescente, eclettico, carismatico e coinvolgente, è riuscita veramente a tirar fuori dai bambini quelle che sono le loro emozioni, i loro sentimenti, anche attraverso la lettura e il commento di questo libro tanto apprezzato, che rispecchia un po' l'età dell'adolescenza, che è la loro età, dove emergono debolezze, sentimenti, particolari stati d'animo. Si parla soprattutto di bullismo, dell'amicizia, comunque temi molto interessanti che sono stati trattati dai bambini insieme a Catena Fiorello, ed è venuto fuori veramente un bel un bel dialogo costruttivo e una relazione veramente di intenti, di sentimenti, che ha legato tutta la platea degli spettatori, docenti, alunni, e la scrittrice, che veramente ha dato un contributo notevole a questa giornata attraverso messaggi importanti, educativi e formativi. Tutto è stato allietato da canti da parte dei bambini e poi da improvvisazioni che lei stessa ha proposto e ha saputo e che ha saputo coinvolgere, che ha saputo trasmettere, perché i bambini si sono sentiti veramente a casa, come se la conoscessero da tanto tempo, stabilendo con lei veramente un rapporto, simpatico, di amicizia e di empatia, veramente non comune e non scontato. Adesso siamo alle ultime battute, lei sta mettendo l'autografo ai suoi libri. Siamo orgogliosi di averla avuta qui come ospite e speriamo nel tempo di poter continuare ad avere incontri con lei o con altri scrittori di altrettanto spessore. Io ringrazio i professori per la loro partecipazione, in particolare la referente del progetto, la professoressa Costanzo, ma anche l'insegnante della scuola primaria Chiara Floresta.